No. Stamattina mi sono alzato alle 6:30, sono andato nello studio, mi sono lavato, sono andato nello studio, ho preso i documenti, poi mia moglie mi ha detto, caro, prima di andare via butta l'immondizia. Ho capito, non c'è bisogno che me lo racconti. Lo so, lo stavo dicendo! Lei nel modo di prendere fa la differenziale, lei fa. La differenziata faccio, certo. Lei ha preso il sacchetto che c'era le verdure, che c'erano le cose di L'umido. Ecco, l'umido vanno all'ossa, deve stare attento lei, perché l'umido è pericoloso. Prende, che cosa c'è? Siccome in certi supermercati ti danno il sacchetto bucato, lei che aveva mangiato di frutta? Banane. Ha visto? Tuo suolo mi può. Mia sorella ci ha portato le banane. Tua sorella, che ne sa questo suolo io? Ma tutte cose me suono fa la sua casa, scusa. Che cosa ha fatto? Ha aperto la porta, siccome il sacchetto dell'immondizia si tiene così, è caduta a scoccia di banana nel terzo gradino, lei è sceso col gradino, ha preso il si è fatto tutte le scale, si è rotto le gambe, all'ultimo è arrivato così. Siccome non usciva dalla porta, che fa? No. Stamattina alle 6:30 mi ha svegliato la sveglia. Sono andato nello studio, ho preso i documenti, ho preso l'immondizia, lo stavo per buttare fuori, il sacchetto era sano, banane io ne mangiavo, sua sorella non so che schifia è. Esco da casa, scale non ne ho perché abito a piano terra, e mentre esco da casa passa un bambino con la bicicletta. L'ho capito. Il bambino, appena lei è uscito con cosa della monnizia, passa con la bicicletta, si infila la gamba in mezzo ai raggi. In mezzo ai raggi, si vede che la camera rotta, perché già un piccino che i raggi ci fece i raggi, capito? Della bicicletta. Se no, lei che fa? Con la bicicletta aggrippata, mette la musica, boom! E si è rotto. No! Stamattina alle 6:30 mi sveglia la sveglia, mi alzo, prendo i documenti, vado a buttare l'immondizia. Passa questo bambino con la bicicletta e vado verso la mia macchina. Apro la macchina e mi seggo davanti al quadro. Pronto per... Certo, perché lei cammina con 4 davanti. Ma certo che non vede niente e va a sbattere, è normale. C'era qua di suo suolo, c'era. Ma me sono non lo capisco. Apro la macchina, metto la chiave nel quadro, nel cruscotto, accendo la macchina e parto. Prima, seconda e terza e arrivo all'incrocio dove c'è il semaforo. Il semaforo è giallo, quindi rallento. Il semaforo è rosso. Quando il semaforo è rosso, che cosa si fa? Si frena. Esattamente. E io pedalo per frenare, e pedalo 1, e pedalo 2, e pedalo 3, i freni non prendono e la macchina attraversa l'incrocio. Al centro dell'incrocio che cosa c'era? Una motoretta? No. No. Che c'era una lapa? No. No. Che c'era una panda? No. C'era un tir di 18 metri che trasportava 7 tonnellate di lamiera. Ci vado a sbattere di fronte e mi cadono tutte le lamiere di sopra. La macchina si accartoccia tutta quanta per terra. E c'era quello che guidava. Chi lo guidava il camion? Mio cognato. C'è sempre mia sorella, scusi. Quello scende dal tir, chiama i vigili del fuoco che con la fiamma ossidica tagliano le lamiere. Io esco e mi ingessano tutti così. Ma lei prima di partire non controlla i freni della macchina. Si abbassi la testa, si abbassi un attimo. Disgraziato. Ah, io non controllo i freni. Che cosa le ho detto la settimana scorsa? Che mi ha detto? Le ho detto, lo Iacono, me la fa una controllata ai freni, me la dà una guardatina ai freni. A chi gliel'ha fatti vedere lei i freni? Come mi ha detto lei? Io ci ho detto dove la devo portare la macchina. E lei l'abbiato mi ha detto da mia sorella, io gli ho venuto solo. Da mia sorella? E mi ha offerto il caffè. Perché mia sorella che è meccanica? E io che ne sapeva, lei l'ha detto. Io l'ho detto vada da mia sorella per dire vada dal meccanico. Perché io non so che è meccanico, poi lei mi ha detto guarda i freni. E che ha fatto lei? Li ho guardati. Ah, li ha guardati i freni. E che ha fatto? Gesù. Mancavano le pastiglie. Dove sono finite le pastiglie? Vuole vedere che mi mangiavo io?